TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. La società Concessioni Autostradali Venete informa che dalle ore 21 di oggi, giovedì 10, alle ore 5.30 di venerdì 11 aprile saranno effettuati interventi di manutenzione sulla bretella di adduzione alla tangenziale di Mestre, uscita Castellana, dedicata ai veicoli diretti verso Milano. L'intervento comporterà la chiusura della bretella con deviazione del traffico sulla rotatoria e reindirizzamento in tangenziale verso l'uscita Terraglio, da cui sarà possibile riprendere la tangenziale in direzione Milano. CAV, Concessioni Autostradali Venete, provvederà a collocare apposita segnaletica con l'indicazione delle deviazioni in atto. Da sabato 12 aprile il Tap and Tap, la nuova modalità di acquisto dei biglietti del regionale di Trenitalia, verrà esteso su tutte le linee ferroviarie del Veneto. Lo ha detto la vicepresidente assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e trasporti della Regione Veneto, Elisa De Berti. Il sistema consente di procurarsi il biglietto della regionale in pochi secondi, anche attraverso il proprio smartphone o smartwatch, sul quale è stata caricata la carta di pagamento contactless, accertandosi di utilizzare sempre lo stesso dispositivo, sia in partenza che in arrivo, ha spiegato la vicepresidente De Berti. In pratica si tappa prima di salire sul treno e si tappa una seconda volta quando si scende. È importante non dimenticare di tappare nella stazione di arrivo, altrimenti il sistema applica la tariffa massima prevista di 14,85 euro, a meno che non si riesca a tornare in stazione e fare il tap out entro la fine della giornata. Per tutti gli approfondimenti è possibile consultare la pagina Tap and Tap sul sito di Trenitalia all'indirizzo che vedete in sovraimpressione. La Giunta Comunale di Venezia ha approvato il progetto di fattibilità tecnica e economica per una serie di interventi finalizzati a migliorare la funzionalità e la sicurezza delle superfici pubbliche carrabili, ciclabili e pedonali della terraferma veneziana. L'obiettivo è garantire una risposta tempestiva alle emergenze, assicurare una manutenzione costante e attuare interventi programmati di riqualificazione, contribuendo così al decoro urbano e al benessere dei cittadini. Gli interventi previsti si articolano in 4 principali ambiti operativi: pronto intervento H24 con reperibilità notturna e festiva per la gestione delle urgenze, manutenzione ordinaria su strade, segnaletiche e barriere stradali, esecuzione del piano neve annuale e interventi programmati di maggiore portata. Per quanto riguarda il finanziamento e le tempistiche, l'investimento complessivo è di 2.850.000 euro. Il cronoprogramma prevede la redazione del progetto esecutivo e l'aggiudicazione dell'appalto entro fine agosto 2025, con l'avvio dei lavori fissato per settembre 2025. Passiamo allo sport con il calcio. Sabato 12 aprile, in occasione della sfida Venezia-Monza, il Venezia Football Club vivrà un momento storico e carico di emozione: il ritiro della maglia numero 13, indossata con orgoglio da Marco Modolo, oggi parte dello staff tecnico del club. Marco Modolo rappresenta molto di più di un semplice calciatore della storia del Venezia Football Club. Cresciuto nel settore giovanile arancio-nero-verde, ha dimostrato fin dal primo giorno un amore incondizionato per questi colori e una dedizione che lo hanno portato a disputare 273 presenze con 27 gol, tanto da diventare un simbolo del club, guidando il Venezia Football Club in un viaggio straordinario, dalla Serie D alla Serie A, con 4 promozioni, di cui 2 storiche salite dalla Serie B alla massima serie e la vittoria della Coppa Italia di Lega Pro. In ogni tappa di questo percorso Marco è stato il punto di riferimento, incarnando i valori del club con orgoglio e passione. La maglia numero 13 quindi non sarà mai più indossata, ma vivrà per sempre nella storia del club e nella memoria dei tifosi. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.